Agivano in tre, un uomo che faceva da palo ed autista e due donne che entravano nei supermercati per derubare anziani clienti e una banda di trasfertisti, quella sgominata dai carabinieri di Treviso. Tre gli episodi accertati lo scorso maggio, uno al Famila di Sant'Antonino, due all'Iperlando di Preganziol. A Treviso le vittime sono un 79enne di Casiera, al quale le due donne hanno rubato il portafogli, prelevando poi con il bancomat 1.500 euro, ed un 88enne di Casale sul Sile, al quale, sempre dopo aver rubato il portafogli mentre faceva la spesa, la banda ha sottratto 500 euro prelevati con il bancomat. A Preganziol, sempre con la stessa tecnica, le ladre hanno derubato un ottantenne del borsellino con dentro 170 euro. Dopo accurate indagini, i carabinieri sono riusciti ad identificare i componenti della banda. Le due donne hanno 30 e 32 anni, l'uomo ne ha 28, tutti sono di origini bulgare, residenti a Torino. Sono stati denunciati per furto aggravato ed indebito utilizzo di carta di credito.